Please flash, I was taking a bath. Lot about a Saturday night. Just relaxing the tub, thinking everything goes right. Well, the tap put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door and well, please flash it down back in the bed. How was I to know there was a party going on? There was the fishing and the splashing, moving and the grooving, rocking and the rolling, feeling with the feeling. For being back, I saw the whole gang dancing in my living room. Yeah. Hoobie boo blah boo down was doing the bop. All the teenagers dancing the bop. There was a lollipop by the window. Biggie Sue, Gaddy, Golly, Miss Molly, Oliver, that's who and all. Please flush, forgot about the bed. I went and put my dancing shoes on. Yeah, it was the moving and the groove, rocking and the roll, feeling with the feel, pushing and the flag. Yeah. I was a moving and a la 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 la. It was a rocking and a la 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 la. It was a reeling and a feeling. It was a fishing and a flashing. I was a moving and a grooving, a rocking and a rolling. Splish splash, yeah. Ah, arrivederci, commendatore. Superiore, quella macchina è lì da molto tempo? Dall'alba. Hai capito? E questa è lei? No, io rientro. Superiore, ho dimenticato in cella un pettinino, un ricordo di famiglia. Posso andare a prenderlo un momento? Beh, che sarebbe? E che sarebbe? Vado a prenderlo, poi quando quella macchina se n'è andata mi avvisi che io esco. E l'hai preso per un albergo, questo? Già, non è un albergo. Superiore, se uno dà uno schiaffo a un appuntato, l'arrestano subito? Subito. E 18 mesi non glieli leva nessuno. 18 mesi. Troppi. Ciao, ciao. Mario! Oh, guarda chi si vede, Marisa! Come mai da queste parti? Già, che coincidenza. Sei un po' sciupato, eh? Tu invece no, sei sempre il solito splendore. Per te un anno è come un giorno. Scusa se non mi trattengo, ma ho tanto da fare. Ciao, Marisa. Non vuoi un passaggio? No, per carità, vado a piedi. Ciao. Mario! Mario, ascolta. Io non sono qui per una coincidenza. Sono venuta a prenderti. E perché non lo sapevo? Ma no, guarda, non c'è niente da fare, Marisa, rinuncia. Non ci sei riuscita una volta, figuriamoci adesso. Ma ragiona, io ti offro una sistemazione sicura, una posizione, un lavoro. È questo che ci divide, Marisa mia, è questo. Oh, non è che il lavoro non mi piaccia, anzi, per carità. È solo che mi stanca in una maniera che non ti dico. Che vuoi, gli orari, i controlli, i dischi, la musica, tutto il giorno audizioni, no. Ma volendo, potresti diventare il padrone. Col matrimonio, peggio! È che non è un lavoro fare il marito? Anche la vita coniugale distrugge. Già, se tutti gli uomini la pensassero come te. Beh, senti, Marisa mia, io la penso così. Scusami, non è per cattiveria, lo sai. Può darsi che un giorno cambierò vita. Sì, sono 15 anni che me lo ripeti. Non ti credo più, ti devi decidere. Adesso mi devo decidere. Ma come sono uscito in questo momento? Ma mi vuoi far respirare un po' d'aria libera? Mi vuoi dare il tempo di organizzarmi? Di cosa? Di combinare qualche altro imbroglio. Lo sai che ti dico? Che così resterai sempre un pezzente, un fannullone, un disgraziato. E io sai che ti dico? Che il camiciotto grigio addosso a me non lo vedrai mai. Ah, la vedremo. Ti saluto. Stammi bene. Scusi, la signorina Rosa Maffai. Boh, veramente? Boh. Sì, è giù al bar. Anche oggi è una persecuzione. E col binocolo.
No, io scendo e gli rompo la faccia. Lascia perdere, ragioniere, non farti sangue cattivo. Vieni qua. Uffa! Uffa! Non essere arrabbiato. Su. Non sarà mica domenica oggi? No, dobbiamo proprio alzarci. Neppure festa nazionale? No, si lavora. Aerei in vista? No, No? dischi volanti. Dischi volanti. Finalmente se n'è andato. Meno male. Io sono quasi pronta. Faccio un bagnetto e via. Ci pensi tu a letto? Sì. E quando mai è successo il contrario? Qualche volta potresti alzarlo anche tu? Bruno, non dimenticarti di togliere la fede, se no scoprono tutto. Già. Se scoprono tutto ci arrestano, ci ammazzano, chi lo sa che ci fanno. Oh, guarda, se si è mai visto una cosa simile, io quasi mi faccio la doccia anch'io. Che sei matto? No, perché? Volevo farmi la doccetta. La doccetta! Cameriere! Comandi! Bis! A già mettere nata l'auto stesso rischio. Ho detto bis panini, non bis disco. No, le consumazioni che ho portato hanno superato il numero dei panini che ho in consegna, quindi paghiamo prima questo e poi apriamo un conto nuovo. È una parola. Come? Scusa un momento. Aspetta. Aspetta. Berto, Mario, come mai qui? non sei contento di vedermi? Come no? Sei uscito, Dall'ospedale. E vattene. Dall'ospedale. Ho fatto una cura, adesso sto meglio, eccomi qua. Ti trovo molto ingrassato. Sai, là dentro poco lavoro, Eh. poco moto. già. E tu come stai, basettone? Beh, così. E il jukebox? Ah, quello sta bene. L'ho piazzato nel bar più elegante dei 100 cieli. Hai detto via Veneto. Andiamo a vederlo? Paga. Pagare io? Sì. Io mi ero una lira, non c'ho. Vado a telefonare, ho capito. Ah no, le telefonate tue le conosco. Dobbiamo scarpinare, scarpiniamo insieme. Mi brucio il locale, ma lo faccio per te. Io sono un amico, vieni. Andiamo. E così mi sono giocato il locale e la ragazza. Andiamo al Medusa? E non posso, c'ho un impegno con mamma, l'accompagno all'ospedale, sta tanto Allora male, domattina. no, non posso, c'ho le tasse. Dopo le tasse, ti aspetto là. Vabbè, vengo dopo. Guarda le che tasse. se non vieni ti ritrovo. Ma Mario mio, non ti fidi più di me. Dove sta il jukebox? A 100 cieli, al bar Medusa, al capolinea del tramvetto all'angolo. Non te puoi sbagliare. Il cameriere. Di là. Buongiorno signora. Lei è la proprietaria? Per me io sono il commendator Mario Valente di Viterbo. Desidera? Niente signora, non desidero mai niente. Posso? Io dono sempre. Io sono il proprietario del suo jukebox, il socio di Berto. Lei è quello che stava all'estero. All'estero è dir poco, che vuole San Sebastiano, Santa Fe, San Salvador. San Vittor. Bravo, bella battuta. Che fa, rende? I conti si fa presto a farli. Tra gli anticipi e Sì. le consumazioni sono 200.000 lire. E mica male. Mica male. Me li dà lei o continuo a trattenerli sugli incassi? A noi dobbiamo 200.000 lire a lei. Eh già, il suo socio non ha fatto che prendere anticipi. Certo. Però, se lei mi cambia i dischi, posso venirvi incontro. Sicuro? Io li cambio io i dischi. Quanti ne servono? 300. 300? 350.000 lire d'anticipo subito. Alla consegna. 300 dischi. Alla consegna. Facciamo a non fidarsi, signora? Niente di male. Domani porto i dischi. Il panino in conto jukebox. Come? Sì, in conto jukebox. E questa. Domani porto i dischi e li scuoto. Buongiorno, signora. Commendatore. Buongiorno.
anima mia, anima mia, fiamma, passione, catene. Dove vai? Vado a comprare il latte. Ma se l'hai già preso. Allora il pane. Lo abbiamo. La carne, il pesce. Ma quale pesce? Non so, quel che la preferissi lei. Ma se lo sai che a me non piace il pesce, buongiorno. E chiudi questa finestra, c'è quella musica che mi dà tanto ai nervi. Ha ragione, signora, anche a me. Signora, se la signorina Elsa, vado a vedere se la vuol che compri qualcosa. La signorina Elsa non paga da una settimana e non ha diritto al servizio. Lunedì le toglierai il cuscino, giovedì la luce elettrica e sabato, se ha resistito, la caccio. Oh! Venivano anche per il pubblico, trascinato dalla sua arte e dal suo entusiasmo. Quante volte ho visto la Dot ritirarsi dopo un quarto o quinto disco. Aveva suonato per 2 ore e più e il pubblico sembrava insaziato. Carlo! 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 Ehi, che c'è? Accidenti quanto ci hai messo, ma che fai là sotto? Io lavoro ogni tanto. Senti, me lo fai il solito piacerino? Abbondante però. Va bene. Subito. Orlando, un bicchiere di latte e 4 cornetti. Aspetta un momento. È per quella là? Prima di tutto, la signorina non è quella là. E secondo, ha un conto lungo così. E allora un latte e un cornetto. Un altro cornetto. Un altro. Lo pago io. Eccolo qui. Oh, Carlo, attento ai cornetti, eh. Cofu, la picciotta non scinne. Ancora un minuto di tempo, poi salgo e l'uccido. Grazie, Carletto. Però scusa, ti dico abbondante e porti 2 cornetti soli. Il sonno mi dà fame. Me ne voleva dare soltanto uno. Ti lascio infinocchiare così. Non volevo cambiare. L'hai pagato tu? Mhm. Sei gentile. Ma cosa guardi? È scucito. È uno spettacolo così terribile? Se mi vedessi con questa sì che ti verrebbe un colpo. Ma quando me lo fai venire questo colpo? Non so. Intanto contentati delle scuciture. Quanto puoi imprestarmi oggi? 500. E te le presto perché sono un amico. Ecco, e ora vai via perché devo vestirmi. Ma come? Proprio sul più bello. Beh, andiamo, se proprio insisti. Mettiti lì nell'angolo, ma con la faccia al muro. Va bene. Così? Mi sembri un ragazzino in castigo. Sì, signora maestra. Ragazzino no. Ma in castigo sì. Sei come gli altri anche tu. Vorresti tutto in una volta. Di un po', ti andrebbe di lavorare con me? Non saprei. Ma cosa vuoi sapere? Piacerebbe sapere anche a me cosa penso. Di soltanto sì o no. Io direi di sì. Fra poco esci con me e mi porti una valigia. Tutto qui? È una valigia importante, sai. E poi? E poi fai quello che ti dico io e togliti dallo specchio che hai visto abbastanza. Mica tanto. E col padrone come me la cavo? Quanto la fai difficile. Gli dici che sei in sciopero, ecco tutto. La valigia dov'è? Mm? E non puoi portartela da sola. Sapessi quanta roba ci sta dentro. E adesso fila. L'appuntamento è alla fermata dell'autobus. Aspettami, eh? Va bene, capo. Domenico, 1 ora l'aspettai. Se non senti il richiamo dell'amore sei frigidissima. Mi richiamo lo sentì. Ma sei la parona che non mi ha fatto venire fuori. Io ne dubito. Te giuro. Domani che lo hai là? Io non ci parlo con la vecchia. Mi vuoi bene? Tanto. Tantissimo. Più che posso. Ti butteresti nel fuoco per me. Se è proprio necessario. Ciao, mascotta. Sei frigida e settentrionale. Orlando, Signora. non strofinare troppo che ci fai il buco. Sì. Piuttosto vai a prenderti una camomilla. Ma veramente non... Vai, così ti calmi. Va bene, vado. Vedi che mondo.
Buongiorno, signorina Rosa. Buongiorno. Come va? Va bene adesso? Non c'è più bisogno del meccanico. Ho saputo una cosa terribile. Cosa? Hanno scoperto che De Salvi e la Vallitti sono sposati. Hanno già ricevuto la lettera di licenziamento. Oddio, se scoprono noi come si fa? Se fai questa faccia ci scoprono certamente. Attenta, ecco. Buongiorno, signorina Rosa. Buongiorno. Buongiorno, ragioniere. C'è qualcosa che non va? No, niente, il monitor si era incantato, ma adesso va, è vero che va? Sì, va. Va. Dunque, signorina, questo la interessa. È Eh? per il matrimonio fra dipendenti. Ma noi? Interessa anche lei? A me? Anche lei ha la sua fiamma qui? Io? Credo anzi di aver capito chi è. Una brunetta Ah, sì. piuttosto carina. Vi ho visto spesso insieme. Dunque, senta, signorina, questa è una richiesta per l'abolizione del divieto dei matrimoni tra dipendenti della ditta. Sì? La signorina Marisa è in un particolare momento. Basterà firmare tutti e insistere con una certa cautela. Si trova ora nello stabilimento una persona che può fare molto per noi. Bene. Il suo ingresso qui cambierà tutto. Magnifico. Buongiorno. Buongiorno. Vieni. Vieni, caro. Guarda, Marisa, ho indossato la tua uniforme. E con questo? Vuoi soffocare il mio entusiasmo? Io ho sofferto, ho lottato e adesso chiedo lavoro. E un po' d'amore. Lavorerai. Non ti preoccupare, caro. Che cosa vuoi fare? E che voglio fare? Non so, un lavoro di fiducia. Cassiere? No. Amministratore? Nemmeno. Assistente ai lavori? Io assisto bene, sai. Tu fai questo, tu fai quello. No. Io pensavo di metterti al reparto stampa. In mezzo agli acidi? Marisa mia, mi vuoi vedere morto? Gli acidi uccidono, no? Sta bene. Non hai fiducia in me? Non fa niente. Non aver paura, guarda, io rinuncio alla cassa. A me bastano le casse. Io comincio all'americana, dal basso. Sì, facchino. Va bene, facchino? Perfetto! Signorina? Sì? Il signor Mario Valente prenderà servizio come aiuto magazziniere. Grazie. Ecco fatto. Ma hai messo la testa a posto? come no? E le manine a posto? Certo. Lavorerai domani. Domani? Sì? No, subito. Callose le voglio queste mani per farle degne di te e del tuo amore. Non è necessario. Oggi lasciale senza calli, anche perché dobbiamo uscire insieme. Uscire? Sì? Io e te? Sì. Perché? Ah, niente, no. Aspettami qui, torno subito. Ti aspetto qui, eh? Sì? Sì. Ti aspetto. Via! Signorina? Sì? A mia disposizione una cassa con 300 dischi al cancello subito. Ma chi parla? Come chi parla? L'aiuto magazziniere parla, il padrone! Sì. Io parlo! Io. Signorina? Sì? L'ordine della cassa è annullato. E il nuovo aiuto magazziniere licenziato. Buttatelo fuori a calci! Mario! Ah, e tu che fai qui? Ho telefonato al bar Medusa, mi hanno detto dei 300 dischi. E dove potevi trovarli così? E allora sono venuto con la macchina per dartene una mano. Sai, 300 dischi sono tanti. Pure 200.000 lire sono E tante. vabbè, quelle te le darò. Mario mio, sapessi le spese che ho avuto, mamma Dai. malata, le tasse che m'assillano. E il pacco che t'ho mandato. E capirai. E beh, capirai, sono spese pure quelle, no? E allora i dischi? Te l'ha dati? No, niente dischi. Non te l'ha voluti dare? Non li ho voluti prendere. Mi ha messo un magazzino a disposizione, ma io ho ancora un po' di dignità. Ma come stiamo nei guai? Ho capito, le vuoi ancora bene. E te se legge in faccia. E allora fa il furbo, entra, attacca il cappello e sistema. Io? E io rinuncio alla mia libertà per stare con i piedi al caldo? Pane e minestra piuttosto. Ma allora così che fai? Ma che farai tu? Galoppino da strapazzo che per 50.000 lire rinunci pure all'amicizia. Ma come parli, Mario? Tu guarda che fra me e te c'è una gran differenza di classe. Perché tu sei un brigantello da 4 soldi e io sono un piccolo genio dell'espediente pulito. Mi fai ridere, genio, Ah, sì? mi fai. Allora senti, che giorno è oggi? Giovedì, perché? Giovedì. Domani sera ti aspetto al tutù, al night. E beh? E beh, vieni là e domandi del direttore.
Allora, capito tutto? Primo piano, c'è scritto sale. Se tra 8 minuti suoni alla porta. E poi che faccio? Devo ripeterlo. Non c'è niente da fare. L'importante è che tu arrivi, come ti ho detto, tra 8 minuti esatti. Intesi? Sì, capo. Buongiorno. C'è la signora? No, è fuori città. Molto, molto meglio. Così potrà farle una sorpresa gradita. Accidenti, che bella casa. Ah, lei è sportivo. Non sarà mica scapolo, così robusto. Se mia moglie è fuori, vuol dire che sono sposato. Sono in allenamento e allora devo tenerla lontana. Capisce? Capisco. Domenica devo incontrare Max Dursnien, la roccia della Bretagna. Io ho qualcosa per sua moglie. Guardi un po', le piace? Non c'è male. E questo è quanto c'è di meglio. Non le pare? Sapesse che leggerezza. Sembra fatta apposta per sua moglie. Ho anche il reggicalze, sa? Guardi! Sono in allenamento, devo pensare all'avversario, se no finisce che mi affloscio. Grazioso, traforato. È comodo, un po' sensuale, ma chic. Lo porto anch'io così. Lo immaginavo. Come fa a saperlo, scusi, se non lo ha visto? E pensare che domenica devo incontrare Max. Lo vuole così? Perderò l'incontro. Andrò KO, ma compro tutto. Sì, tutto quello che lei indosso qui. Ma allora dovrei spogliarmi. Sì, sì, compro tutto, tanto il match è perduto. Oddio, l'ho suonato, è sua moglie. No, non è possibile, è a salso maggiore. Ma se fosse il mio manager, sono rovinato. Non abbia paura, è mio fratello. Peccato. Lo mandi via suo fratello. Il signore compra una parure di nylon, sono 5.000 lire. 5.000 lire? Se preferisce, torno quando c'è sua moglie. Mi dispiace non averle mostrato quello che voleva vedere, ma passerò a visitarla dopo il match. Ma dopo il match torna mia moglie. Che infelicità. Addio. Io mica ci capisco tanto bene. E dai, non devi capire, devi solo arrivare sempre entro 8 minuti. Ma tu si può sapere che fai? Vendo biancheria per signora. E allora come mai ti ho trovata con un uomo? Beh, perché gli uomini comprano. Già, facendo vedere... Vedere forse, ma non toccare. E poi a te che te ne importa? Se mi ci arrabbio vuol dire che me ne importa. Mi stai facendo una dichiarazione? No, ti sto dicendo soltanto che sei... Ma scusa, se fossi come dici tu, non ti farei venire a suonare. E così guadagnerei di più, stupido. E adesso continuiamo? No, oggi abbiamo 5.000 lire. Andiamo a divertirci. No, quei soldi io non li tocco. Li tocco io, non preoccuparti. E quando li avrai sarai tu a pagare, No. Hello, everybody. I mean, everybody. I said, giddy up, ding dong, 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 giddy up, giddy up. Well, I went round the other night, had a horse and I would decide. The name of the horse was Ding Dong. While I was riding, I kept singing this song. I said, giddy up, yeah, giddy up, ding dong, giddy up, ding dong, giddy up, ding dong, giddy up, giddy up. Well, roll me roll the whole night through. The horse was tired and I was too. I had a date with my girl at 8. Come ding dong, we can't be late. I said, giddy up, yeah, giddy up, ding dong, giddy up, ding dong, giddy up, ding dong, giddy up, giddy up. Come on, horses, ride. Got to my girl's house, the lights was down. She was sitting on the
porch with a touch kind town. If I thrust it in, she might have used it fast. I won't do myself, let's stick with the horse and let it giddy up, ding dong, giddy up, ding dong, giddy up, giddy up, ding dong, giddy up, giddy up, giddy up, I said giddy up, giddy up, ding dong, 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 giddy up, giddy up, giddy up, I said giddy up, giddy up, ding dong, 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 giddy up, ding dong. Come on, horses, go along. Sono sfinita. Ma ti danno tutti del tu qua dentro? Ci vengo da quando avevo 14 anni, mi sento come a casa mia. Perché non facciamo il prossimo ballo? Beh, io tutti quei movimenti non li so fare. E balliamo all'antica. Tu non vuoi imparare il rock and roll perché non puoi fare il pomicione, vero? Se no, che si balla a fare? Su, forza. I ain't gonna hang around you anymore. I ain't gonna carry on a feeling so. I ain't gonna keep a knocking at your door. I ain't gonna hang around you anymore. Oh no, no, oh no. Oh baby, I'm gonna pack my bag and gonna get out of town. You ain't gonna see me for miles around. You're gonna cry, babe, you're gonna be blue. You're gonna want me to come right back to you. Allora, non vuoi andarci? No. Puoi dire sin da ora a tuo cugino che non me la sento di fare lo shampoo alle signore, mettere lo smalto, tagliare le unghie, faticare tutto il giorno e ringraziare per 100 lire di mancia, no, caro. Preferisci mostrare le gambe e farti palpare dalla gente? Certo, perché senza aver fatto niente sono almeno 5.000 lire. Allora sei proprio una disgraziata. La fortuna arriverà un giorno o l'altro. Sì, ho capito. Però la prima volta che non vengo a salvarti dopo 8 minuti sentirai che fortuna. Certo potrai andare su con i prezzi, allora sai che ti dico? Ciao! Dove vai, stupidone? Ma non lo sai che non ti fanno uscire se non paghi il conto? E i soldi li ho io. Perché devi fare sempre il bambino? Non stai bene insieme a me? Mm? No. Antipatico, su, parla. I ain't gonna hang around you anymore. I ain't gonna carry on a feeling so. I ain't gonna keep a knocking at your door. I ain't gonna hang around you anymore. Oh no, no, oh no, no I ain't, no baby. Stop your hanging. Orlando? Signora? Hai mai fame tu? Beh, appetito qualche volta. Ma proprio fame mai? No. Beato te. Che? Ah, grazie. Sei innamorato? No, no. Nella vita un po' d'amore ci vuole. Beh, un po', qualche volta. Vedi che cos'è l'amore? Lo vedo. Ma per te ci vuole qualcosa di meglio. Tu sei un raffinato. Oh, Io lo so, ma tu non ti conosci ancora. Tu sei come un continente inesplorato. Addirittura. Vieni, ti voglio, sei mia, anima mia. Che ti mozzicava tarantola? Punto, mi sono. Un salto che si punge. Siamo rovinati. Non vai, figlio, ne esci? Disinfettare mi devo, per l'igiene. Questo mi diventa dead boy. Male ci fece il continente a sto ragazzo. Un deserto senza vita,
Che c'è? Chiamata fuori orario fu questa. Niente, te volevo vedere. Parla piano che non siamo in privato. Ti sei decisa a darmi la prova del tuo amore in intimo colloquio? Ma questo son matto. Ma su di noi non si usa mica così, sa. Allora, Giorni d'amore vivrò se insieme a te sarò. Magari domani sera la parona se fuori di casa. vengo in camera tua. Mi raccomando, sta attento. Fa piano. Orlando, il mio elisire. Ah, sì, subito. Ne hai bevuto? Oh, io faccio 1,18 di torace e non ne ho bisogno. Tu sei fesso d'origine. Beh, Di che si tratta? È un elisire sicuro per le prove d'amore. un ricostituente. Solo per uomini? Solo per mascolazzi, signora Beggia. Cosa sono? Un nuovo tipo di uomini vampirazzi. Se tu ne bevi una goccia muori. Sì, Ci siamo capiti? senz'altro. Ciao. Ciao Orlando. Oh, Tu non ne prendi mai, vero? io. Appunto. Sei pagato per far compagnia alle signore, non per guardare lo spettacolo. Vai al tavolo dell'americano. E va bene, vado. Vado. Ancora qui sei. Ah, ma così lei mi rovina la digestione. Ma che ce l'ha con me, scusi? Capirai per quello che prendo. Se vuoi guadagnare di più, fai consumare più champagne. Più champagne, 5 tappi in un'ora, 5. 5 tappi. 5. Ma vai a far ballare la signora. Vai. Vado.
Madame, Yes? Oh, permette questo ballo? oh, con molto piacere. Lei mi ricorda il mio primo amore. E lei si ricorda il suo primo E amore? come no? Era molto bella? Sì, come lei. Bionda, fresca, 30 anni fa. Oh. Lei lavora qui? Bel lavoro, signora. Ballo. Mi piace la musica, le belle donne. Oh, io Casanova. E lei da dove viene? Io, Texas, Pozzi, petrolio. Petroliera? Cameriere? Sì, signore. Mi chiami il direttore del locale. Subito. Sono io il direttore del locale ed anche il proprietario. Desidera? Scusi, ma il commendator Mario Valente? Ah, il commendator Mario Valente è in sala, vede? Lavora come ballerino, perché lei è un suo amico. Ah, no, per carità, non parliamo d'amicizia. È soltanto un mio ex dipendente. Con permesso. Prego. Oh, io, come sai parlare al cuore delle donne? Beh, si fa quel che si può. Commendatore Pallonaro, fai ballare tardi, far pista calli fa. Che pista calli, faccio il taxi boy, l'entraîneur, faccio il danzator de salon, guarda e impara, barroccolo. Madame. Thank you Ciao, very much. Mario. Oh, bravissima, che spogliarello, eh? Poi balliamo. E questa chi è? Come chi è? Una compagna d'arte, una mia pupilla. Lei permette, cara, la grande diva del varietà, Rita Rita. E Lady? Montague. Hai capito? La petroliera. Ah. Facciamo tutto un tavolo? Beh, non so se... Oh, yes. Sì, allora sì. yes, please. Accomodatevi. Ottavio? Comandi, signore. Cordon Rouge riserva 47, mi raccomando i tappi, eh? Oh, yes, champagne, molto champagne. Tutto Vogliamo questo? Volentieri, tieni all'ancora la petroliera, io ballo con la piccola. Perché lei, così bello, giovane, fusto, è tanto triste? Innamorato? Innamorato? No, ma... circa. Una rivista alla francese ti faccio, soubrette, il finanziamento lo trovo quando voglio, prima donna! Ho un'idea per i costumi! Che costumi? Nuda! Nuda? Nuda, con un mantello di cincilla e 3 fili di perle, non ti vedi? Valenzi? Pardon. Prego, caro. 42.000 lire. Ah, 42.000 lire. Servizio a parte, tavolo petroliera, eh? Sì. Bene, i tappi. Che tappi? I tappi. Soldi! La petroliera ha bruciato il conto. No. Sì. Allora Berto mi ha soffiato l'americana. E tu paghi. Che Vieni pago? con me al bureau, andiamo. Che pago? 42.000 lire per 2 bottiglie di bicarbonato? Bicarbonato, io chiamo l'ufficio di... Ma sei impazzito? Chi sono questi? Ma ti prego. Qui succede uno scandalo, eh? No, no, niente scandalo. Ah, niente scandali? No. Bene, niente scandali. Allora me ne vado. Ma ci vedremo in un'altra occasione. Tutti sotto i piedi vi metto. No, tutti! no, lasciatelo. Signorina Rosa. Oh, buongiorno, ragioniere. Signorina Rosa, posso permettermi di chiederle cosa fa questa sera? Non so, potremmo andare al cinema insieme, eh? Al cinema? Signor Luigi, al buio con lei? Mi fa un po' paura. Ma cosa dice? Io sono così pieno di buone intenzioni. Sa, ho deciso di ottenere l'abolizione dell'articolo 7. Ma no. Lo faccio per lei. È per lei che io affronto la tigre. Mi capisce, vero? Sì. Mi segue? Sì, signor Luigi, se lei fa abolire quella disposizione, sento che non lo potrò mai dimenticare. Signorina Rosa, noi vinceremo. Ehi, timbra, che timbra? Mi annuncia la signorina che la devo vedere assolutamente. Ma è occupata. Occupata, sempre occupata. Mi scusi un attimo. Un momento. Sì. Un momento. Penso io, l'annuncio io. Grazie. La signorina sarà molto felice. Ma facciamo presto perché l'ora di pranzo è già passata da un Subito, pezzo. Grazie. Dica. Signorina, Cosa c'è? è tornato. Chi? È tornato il signor Mario Valente. Tutto qui? Si calmi. Eh. Vada di là, signorina. Scusi, e poi cosa c'entra lei in tutta questa storia? Un tempo non lo poteva soffrire il signor Mario, no? Un tempo, ma adesso vede, c'è da supporre che il giorno in cui lei si sposerà sarà finalmente abolito questo benedetto articolo 7 che impedisce il matrimonio tra dipendenti. Ma lei che interesse ha?
Lo sa che mi ha fatto la testa come un pallone con la storia dell'articolo? Ma è per il bene dell'azienda, il personale è contento, la produzione cresce, allora... E lei vuol far crescere la produzione o la popolazione? Io sono scapolo. E ci rimanga, no? Va bene. Allora faccio entrare il signor Valente? Un momento, al tempo, uno alla volta. Permette? Prego. Grazie. Canta anche lei? No, che canto. Io sono qui per affari. Impresario? Sì. E crede che potrà parlare con la signorina? Certo, e mi meraviglio che ancora non mi riceva. Beato lei. Sa che sono 2 mesi che vengo qua. Aspetta. Qualche volta mi sono portato anche da mangiare. Mangiare? Sì. Anche oggi a portare di mangiare? No. No? Peccato. Perché? Lei crede che oggi sarei riuscito a parlarci? Magari. In questi mesi che vengo qui sapesse i soldi che ho speso. Speso? Sì. Lei spende? Beh, capirà, per venire tutti i giorni da Vetralla qui, treno, colazione, pranzo, caramelle. Sì che lei spende? Sì. Ha domandato mai di fare un'audizione alla sezione C? Io no. Ma di che si tratta? È la cosa più semplice del mondo. Con 10.000 lire d'anticipo, Sì. subito, Sì. per le spese di segreteria, spese Sì, generali, sì. ammortamento, ecco. Sì. Un disco, tutto per lei. Con la mia voce? Con la sua voce, capito? Non so, un 33, un 78 giri, un microsolco, un microsolco, la giuca è specializzata per Mamma questo. mia. Che genere fa lei? Melodico leggero. Melodico leggero, sentiamo un po'. Sulle labbra. Buono, bravo, zitto, perché era bravo. Credi che possa andare? Ce l'ha 10.000 lire? Sì. Sì. E ce l'ha qui? Sì, non ho ancora Sì? speso niente, quindi... Non ha ancora speso niente, No. bene. Queste sono le mie bambine. Belle le bambine. Le 10.000 lire. Belle. Sì. Le bambine. Belle. Ma non capisco. E lei non deve capire. Lei deve cantare. Venga con me. Venga. Chiudi. Ci diamo del tu, Io ti lancio. Oh, se vuoi cantare 2 canzoni mi dai il doppio. 3 canzoni ti faccio lo sconto, 25.000 lire, va bene? Avevo solo quelle. Peccato, perché hai una bella voce. No. Vieni. Avanti. Ecco qua, questa è la cabina, questo è il microfono, levati la giacca e preparati, io vado. No. Vado e torno. Mamma, muore la bambina, mentre piena di pianto agli occhi Bel cantante. della tua piccolina, Senti che voce. non compri mai balocchi, mamma, tu compri sempre. Buongiorno. Un annuncio, prego. 4.000. No, un momento, il risparmio innanzitutto. Dunque, giovani cantanti nuovi complessi cercansi. Bene, inviare 5.000 spese segreteria molto bene. Provine audizioni carriera, casella postale 163. Si esige serietà e preparazione. 3.400. Ha visto senza la serietà e la preparazione? Risparmio e sincerità. Diceva? Dicevo che anche io ci sono cascato col cinema 20 anni fa. Elementi fotogenici, provini, inviare 100 lire, spese segreteria. Erano altri tempi, allora una lira era una lira. Sì, ma quando io mi accorsi che era una truffa, sporsi subito denuncia. E le restituirono le 100 lire? No. Che mascalzoni, gentaccia. Buongiorno. Buongiorno. Un inesprimibile allettamento voluttuoso era nell'apertura delle sue labbra quando pronunziava la prima sillaba di quel verso. Buongiorno. Buongiorno. C'è la signora. Ma veramente non... Che peccato, avrei voluto mostrarle dell'ottima biancheria intima. Se vuol farla vedere a me. Che bella casa, che arredamento originale. Trova? Sì, da artista. Ah, lei ama la musica. Sì, veramente sono musicista. Suona Quando sono solo. e canta. Oh, malissimo. Allora compone. Così, quasi. Indovini? Che uomo misterioso, mi dà i brividi. Io occupo un posto di alta responsabilità alla casa Juke Musical. Allora, vogliamo vedere questa biancheria intima? Certo che gliela mostro, sono qui per questo. Guardi. Che bello e che bei pizzi. Uomo vi presenta dallo schermo al microfono.
Ma non sia così impaziente, o il campionario. Ma a me non interessa il campionario. A me interessi tu. Fammi lo striptease. Io metto un bel disco. Fammi Mi lo lasci? striptease. Ferma, piccola pantera. Aiuto! Mi lasci, aiuto! Vigliacco! Mi lasci, se arriva sua moglie! Ma io sono Scapolo, io non ho moglie, io e tu. Gattaccia! Non abbia paura, è soltanto mio fratello. Molto lieto di conoscerla. La parure e il resto sono in tutto 25.000. Beh, è un po' caro, ma la merce è buona, molto buona. Molto buona. 10, 20, 25. E spero di diventare suo cliente. Tornerò presto a trovarla. Senta, non mi rovini, sono un gentiluomo. L'ho capito. Elsa! Ciao, Dracula! Ricordami l'indirizzo, Anzillotto Juke Musical. Io non ti ricordo niente. Ma che ha? Avanti, parla, si può sapere che cos'ha. Oh, che è finita finalmente. È finita, sì! Guarda con che incosciente mi vado a mettere. Sei stato capace di lasciarmi un'ora su con quel... Così impari. Allora l'hai fatto apposta. Sì, tanto avresti cominciato un giorno o l'altro. Hai cominciato oggi. Imbecille, tu credi che io... Io non credo niente. Sapessi quanto me ne importa. Tieni! Questo mestiere, fatelo da sola. Calogero. Pace. Ma che svedese sei? Ma che ti fai il bagno di notte e nudo? A foso ero. Il bagno te lo fai per Pasqua e quando ti sposi e di giorno per giunta. Che cos'è questa puzza nuova? Che puzza? Profumo è. Puzza di mala femmina. Figlio, sei la vergogna di casa. Che fai? Io nudo sono. E nudo rimane. Per dormire ti basta in una casa onorata. Pace, pace! Pronto? Orlando? Sì? Ti me metti, anima mia? Grazie. Domani ti dago le 50 lire. Speriamo. Buonanotte. È per loro? Già, è per loro. Che bello volersi bene così, sì. Di notte sole, con la canzone. E il resto? Già. Perché ti è successo? Magari. Me la metti poi una bella canzone tutta per me? Mm? Sì. Me la metti. Vieni, ti voglio, sei mia, anima mia, anima mia. Fiamma, passione, catene, nelle mie vene scorre il tuo bene. Un mare in tempesta il mio cuore. Acchiavala chiusi. Deserto senza vita. Pace! Una femmina mi aspetta! Calogero Mirto, tu picciotto onorato sei, di notte non esci da casa. Pace! Carmela ti aspetta al paese e se sei un uomo d'onore, quella deve sposare. Va, ocurchete. Vieni, ti voglio, sei mia, anima mia, anima mia. Femmine siete! Questo per dove... Casella postale 163. Sono io, vede. C'è niente per me. Mario Valenti. Ecco. Ah, grazie. Quanta roba. Vaglia. Soldi. E lettere. Che c'è dentro? Che c'è dentro? Francobolli. E beh, farò la collezione. Arriverà altra roba per me. Le ho dato un incarico preciso. Vuole decidersi a parlare? Ecco, io, sa, no. Coraggio, sia calmo. Ecco, io veramente ho incontrato il signor Mario qualche volta al tutù. Con donne? In compagnia. Ho capito. E beveva? Bevucchiava. Bene. Lei allora stasera mi accompagnerà al tutù. Come lei desidera, signorina.
Senta, signorina. Cosa? Io volevo ricordarle l'abolizione dell'articolo 7. Ah, ma la sua è proprio una fissazione. Vuole sposarsi? Io no. E fa male, si sposi, si sposi. Grazie. Prego, arrivederci, caro. Ah, ci siamo. Sì? Ci siamo. La tigre mi ha consigliato di sposarmi. Vuol dire che ci siamo, no? È stato abolito il divieto dei matrimoni. Ufficialmente no, ma siamo sulla buona strada. Vedrà, lasci fare a me. Speriamo. Ma dove va? Beh, al secondo piano devo portare questi dischi. Ma no, li lasci nel mio ufficio. Li manderemo su per mezzo di un usciere, non le pare? Grazie. Voglio che lei non sia affaticato. Ciao, Dracula! Che succede? Si sente male? No, no, vada su a portare quei dischi e poi torni subito al suo reparto. Non voglio che il personale passeggi per i corridoi. Va bene. Anna! Sì, signore. Anna, mi cerchi in archivio tutte le pratiche delle orchestre cubane da prima della guerra d'oggi, subito. Sì, signore, c'è la signorina Dracula. Che sorpresa. Cosa desidera, signorina? Io non credo di conoscerla. Ho una lettera di raccomandazione per lei. Questo è stato un momento di debolezza. Mi sembrava un momento di forza, ardito, coraggioso. La prego, qui sono severissimi. Lei mi rovina, vada via. Che cosa vuole? Denaro? Gliene do quanto ne vuole. Oggi non le chiedo molto, soltanto un po' di lavoro. Che genere di lavoro? Dio, questo noi non... Qui solo dischi. Mi sono stancata di questo. Non tutti i clienti erano così galanti come lei. Peccato perché aveva un certo talento. Che altro saprebbe fare? Ma tutto e niente. Ma ho tanta buona volontà. Proviamo a... si giri un attimo. Vuole... Vediamo un momento le gambe. Non se le ricorda? Beh, non so, vediamo che cosa si può fare, ecco. Uffa, che caldo! Su, andiamo. In che copertina mi mettete? Melodia d'amore, sei contenta? Sì. Ciao. Ragioniere, buongiorno. Ciao. Senti, mia nipote esce dal collegio, non potrebbe fare qualche cosina, eh? Non... Vediamo. Sì, per me può andare, va benissimo. Potremmo farle fare la copertina del prossimo disco. Sì, contenta? Altro che... Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol. Ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena diventi candida. Tintarella di luna, tintarella color latte, che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna, candida come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come gatti, e se c'è la luna piena diventi candida.
candida come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, candida, candida. Commendatore, soddisfatto dello champagne autentico francese? Mica male, ma io preferisco sempre i prodotti nazionali. Commendatore, c'è una signora che chiede di lei. Ho capito. Oh, guarda chi si vede, Marisa. Come mai da queste parti? Già, che strana coincidenza, eh? Anche tu ti dai, per così dire, alla vita mondana? Beh, ogni tanto un capriccio, sai. Ah, e scapricciate insieme voi due? La signorina mi ha concesso questo onore. Ragioniere, lei sa ballare? Molto bene, molto bene. Ecco, allora si metta a sedere al bar e consumi senza complimenti, pago io. Cosa devo fare, signorina? Vada, ragioniere. Questo ballo lo facciamo insieme, No, no, mai ti lascerò. No, no, sempre mio ti avrò. Saprò dire al mio cuore per te la più triste bugia. Se negli occhi di un'altra i tuoi occhi perduti vedrò, sì. A trovarti un lavoro serio non ci pensi affatto. Ma io lavoro, Marisa. Mi do all'ippica. Guarda che scuderie, eh? Ti piacciono? Come sono volgari. E saranno volgari, ma almeno trottano. Sono passeggere, se non altro non ti perseguitano. Sta tranquillo, ho finito di perseguitarti. Meno male. Sì, ho capito che non ne valeva la pena. Ecco. Ognuno ha diritto di vivere la propria vita. Che è giusto. Resteremo buoni amici, però. Ogni volta che avrai bisogno di qualche cosa. Qualcosa che? Beh. Quattrini? E perché no? Senti, Marisa, io la vita me la guadagno. Onestamente. Come mi pare, ma me la guadagno. Non sono un rammollito e non voglio farmi mantenere da nessuno, tantomeno da te, piccola venditrice di canzoni in scatola. Ancora una parola e ti do uno schiaffo. E se mi dai uno schiaffo... Che fai? Ti offro una coppa di champagne. Marisa, io ti offro una coppa di champagne. Nel tormento più dolce sarò, coi miei baci ti riprenderò, ma no, no, mai ti lascerò, no, no, mai ti lascerò. Ti vaglia. Bene, signorina, vorrei rinnovare la casella per un anno. Sì, 5.000. 5.000, grazie. Signorina, guardi, mi ridia le 5.000, credo che non sia più il caso di rinnovare, grazie tante. Dica pure. È lei quello degli annunci dei cantanti casella postale 163? In un certo senso. È lei o non è lei? Sono io, andiamo. Adriano! Oh, there you go, goodbye Technicolor. There you go, c'è un jukebox nel tuo cuore. Zitto, buono, per carità, bravo. Questo è Adriano Altarelli, mio cugino carnale, cantante, regolarmente iscritto alla sua organizzazione. Questi sono i suoi amici, iscritti sassofono, contrabbasso, batteria. Ma che siete venuti a fare? Siamo qui per il provino, l'audizione. Ecco, queste sono le ricevute dei valli. Ah, sì, mi ricordo. Mi ricordo. Dove dobbiamo venire? A far che? A fare i provini, le audizioni. Qui. Ma aspettate qui. Un'oretta, eh? Io vado e torno che ci metto. Non è meglio che veniamo con lei? Tutti? No, io solo, gli altri aspettano qui. Ecco, vede, la mia organizzazione, diciamo così, tecnica, in questi giorni sarebbe, come dire, in sciopero, vede? I miei ragazzi sono un po' nervosi. Siamo tutti un po' nervosi di questi tempi, che vuole? Si sono convinti che lei vuole infrangere l'articolo 321, 322... 327 del codice penale. Truffa con raggiro continuato a più persone. Sì, dico, ma lei, scusi... Io sono venuto privatamente, in veste di ammiratore e cugino. E allora? Se quei ragazzi sporgono denuncia, io sono qua. Lei è qua? Già. Sì. Signor Mario, dove va? C'è una doppia uscita? No. Lei lo conosce quello là? Se lo conosco. Marisa, ai tuoi piedi. Oh, guarda che questi mi arrestano davvero. Disturbo? Lei non bussa? Resti, non ci sono segreti qui. Ah, è così. Allora vuoi umiliarmi davanti a questo? E va bene.
Umiliami, ma perdonami. No, io voglio sapere davanti a un testimone che cosa sei venuto a fare qui. Delucido subito. Sono venuto a dichiararti che per te sono disposto persino a lavorare. Ah, sono 37 volte che vieni qui a cercare di lavorare e poi scappi lasciando il segno. 37, caro, le ho contate. E con questa 38, ma sarà l'ultima, te lo giuro, guarda sulla tua testa. No, prima la tua. Senta, signorina, mi sembra veramente pentito. Sì. Lei non deve dimenticare che la fiducia è la vera cura per i delinquenti. Che delinquenti? Ma che fiducia! Lei non deve dimenticare che un tempo ci furono fra loro dei sentimenti che oserei chiamare... Travolgenti, lo dica, appassionati, glielo dica. Ah, Mario mio. No, perché giustamente, come diceva questo... Ragioniere Anzillotto, perché anche prima... Ecco, ragioniere Anzillotto, amico Anzillotto e testimone... Alle nozze, spero. Per curare i delinquenti ci vuole fiducia. È vero, è vero, Vada pure, ragioniere. Vada. C'è solo un particolare. Ogni volta che vieni qui mi incuriosisci. Avanti. Voglio proprio vedere che cosa sei stato capace di inventare oggi. Che ho inventato? L'audizione, quando la facciamo? Che audizione? Marisa, io sono un talent scout. Ah, ti sei aggiornato. Un giovane talento che ho scoperto io. Ho capito. Uno di quei poveracci dei tuoi annunci. Sei peggio di Barbanera, sai tutto. Sì, io so pure che qui sotto c'è una fregatura. Ma stai attento, perché anche i furbi qualche volta si scottano. No, Marisa. Io sono incombustibile. L'unico fuoco che mi scotta sei tu. Apro? Io apro. Marisa cara, questo è il brigadiere... Altarelli. E questo è suo cugino carnale, cantante, debuttante. Altri debuttanti. Debuttiamo tutti, Marisa. Qui. Senti che dolcezza, senti. Oh, Teddy girl, fuffa anche piccolo. Teddy girl, c'è un jukebox nel tuo cuore. Teddy girl, sei il mio amore, sei tu. Teddy girl, dammi un brivido blu. Come on baby, soccer, balla, rock and roll, oh, baby doll. Ho un ciuffo d'erba verde per stendermi con te, ma il cuore mio si perde se non verrai con me. Ho un album di fumetti, un sacco di long play, un pacco di chewing gum che fa boom boom. Oh, Teddy girl, dammi un bacio a go-go. Teddy girl è la gang dirò. Tu sei la mia Bobby, l'unico mio hobby. Oh, Teddy girl. Che bravi, sono meravigliosi, non trova, ragioniere? Ah sì, sono veramente bravi. Ragioniere, le proibisco. Come si permette lei? Dico, come si permette lei? Così, non senti che strazi. È questione anche d'orecchio. Ma che orecchio? Lei non deve criticare, deve lavorare in silenzio, deve lavorare. Ecco. Ho un ciuffo d'erba verde per stendermi con te, ma il cuore mio si perde se non verrai con me. Ho un album di fumetti, un sacco di long play, un pacco di chewing gum che fa boom boom. Oh, Teddy girl, dammi un bacio a go-go. Teddy girl è la gang dirò. Tu sei la mia Bobby, l'unico mio hobby. Oh, Teddy girl. Oh, Teddy girl. Oh, Teddy girl. Teddy girl. Bene, bravissimo, approvato. Anzi, scritturato dalla Giuc. Avanti un altro. A chi tocca? Urlatore. E dov'è? In sala. Ah, bene. Andiamo? Giungerò fino a te, giungerò fino a te, mille baci miei, volano, volano, giungerò fino a te, tutto può questo amor e tu non potrai dimenticarti di me.
abbracciarti tanto tanto, per amarti notte e giorno, desidero te. Amore sei tu, che dai vita alla mia vita, che dai luce a questo cuore, desidero te. Rock and roll, my pretty baby. Let's go to rock and roll, my pretty baby. You wanna rock, I wanna rock. Let's go to rock and roll all night. Let's go to rock and roll, my pretty baby. Let's go to rock and roll, my pretty baby. You wanna rock, I wanna rock. Let's go to rock and roll all night. Un urlo di gioia nel cuore, un urlo seguito da un eco d'amor. Ti bacio finalmente, appassionatamente, e brucio dentro di me. Un urlo, un'onda nell'etere blu, un urlo che in terra non torna mai più, un bacio che accende il sole, nel buio si fa splendore. Io t'amo urlando un urlo e nasce nell'anima un fior, un urlo e il corpo si infiamma d'ardore, un angelo incatenato ti prende a volare ancora con l'ali di un urlo L'audizione. Dunque, ragazzi, chi vuol cantare prima deve versare immediatamente, d'urgenza, subito, a me una nuova tassa di 5.000 lire, va bene? Commendatore, ma a me perché m'hanno escluso? Perché urla? Perché m'hanno escluso? L'hanno esclusa perché lei urla quando non deve urlare, poteva urlare prima, che urlatore! 5.000 ragazzi, ecco i contratti, siete tutti scritturati dalla casa musicale Giuc. Firmerà i contratti la signorina Marisa in persona. Fra qualche giorno, signora. Congratulazioni. Grazie. Se vuoi firmare tutto è pronto. No, sei tu il loro agente. E presto sarai anche il comproprietario della Giuc. Quindi firma tu, caro. Firma. Capito? Firmo io. Io firmo. Morrani Carlo. Sì. Corradi Aldo. Aldo. Giusti Fedele. Io firmo, Fiore Guglielmo. Penna Giulio. Giulio. Levi Renato. Che bello bello. Sandri Stefano. Micheluzzi Giuliano. Ecco qua. Fatto. Magazzino? Sì? È pronto quel pacchettino con i 300 dischi per me? Sì. Sì, bene, in portineria a mia disposizione. Ti porto via qualche disco, mi piace ascoltarli, vado pazzo per la musica, sì. Ma certo, caro, ormai qui tu sei il padrone. Il padrone, Marisa. Sai che faccio? Io esco un momento, vado a respirare un po' d'aria. Sì. Mi sento... Emozionato? Ecco, brava. Vai, caro, ci vediamo più tardi. Ciao, ne? Ciao. Salve, Anzilotto. Buongiorno. Arriva il re della musica, The King of the Music, con gli ultimi successi. Signora, qui ci sono i Baby Cry Sucking, che vuol dire bimbo, piangi succhiando. E adesso lo alleggerisco di un po' di contanti. Che fretta, nella vita ci vuole pazienza. Vero, Orlando? Sì, certo. Ah, a proposito, ce lo lasci il disco del siciliano? Tu stai sempre a pensare all'amore degli altri. Beh, per forza. Domenica è così carina. Come? Dunque, dicevamo l'alleggerisco? Lei non pensa ad altro. Ma io penso a tutto, lei pensi un po' a me, no? Pensi a me
E a quel povero ragazzo scapolo! Ma cosa dici? Ma non lo vede che si consuma per lei? E lei lì dura come una statua di marmo? Parliamo d'affari. Parliamo Quanto d'affari. vuole da conto? 100. 50. E la gallina canta. E va bene, 50 subito e 57 giorni, sa va? Ecco. Grazie. E mi pensi, eh? Mi pensi continuamente. E pensi anche a quel poverino là. Buongiorno signora. Addio Orlandino. Arrivederci, commendatore. Orlando. Chi è? Sarà vero quello che ha detto il commendatore? Beh, se l'ha detto il commendatore sarà vero. E allora, stasera, cosa potremmo fare tu ed io? Facciamo le pulizie. Ciao, Otello, passati i nervi? Buongiorno. Perché non mi porti più il caffè e latte la mattina? Sta a sentire. Cercatene un altro. Io quello che c'era da vedere l'ho visto. Eccomi, signori. Ciao, Carlo. Uomini, cavalli, vestiti, macchine, stivaloni. Si è sistemata quella. Mannaggia. Fossi nato donna io. Ma se già così sei uno strazio. Un bicchiere di latte per dimenticarla, eh? Andiamo a bere? Sai che mi importa di quella là. Andiamo, eh. Apri l'occhio, Joe. A te ti importa? Vieni. Signorina, ora che lei sta per realizzare il suo sogno, permetta che lo realizzino anche i suoi dipendenti. Una firmetta, eh? Parla dell'articolo 7, dell'abolizione. Sì. Sì, si sposino tutti. E lei, ragioniere, si faccia coraggio. Si sposi presto. Forse sì. Ecco, grazie, le sono profondamente grato e tanti auguri. Grazie. Chi sarà? Non rispondiamo. Ma sentono la musica. Già, Mettiti la vestaglia, sai? certo. Oddio, che succede? Oh, sto letto. Ah, ragioniere. Anzi, l'otto. Buonasera. Signorina, sono venuto a farle una sorpresa. Posso entrare? Sì. Grazie. Ah, che bella casa. E che musica. Questi sono per lei, per farmi perdonare. Grazie del gentile pensiero. Che bella vestaglia, vaporosa. Veramente stavo andando a letto. Io ho sempre sognato una casa come questa, così intima, una donna giovane, carina, a cui piace andare a letto. Come? Voglio dire, andare a letto presto. E chissà che non sia giunto il grande momento. Com'è strano lei E se stasera. le dice sì che ho voglia di abbracciarla, di baciarla. Chi è? Ma che succede? Niente, case moderne, un treno che passa. Beve qualcosa? No, grazie, ho già bevuto troppo, 5 cognac. Lei beve tanto. Eccezionalmente per darmi un po' di coraggio. Ah, Anzi, ecco. devo essere un po' ubriaco perché vedo 2 coperti. È contro la solitudine. Mangio un po' di qua, un po' di là, e così non mi sento sola. Lei non sarà più sola perché ora finalmente posso chiedere la sua mano. Ma insomma, che c'è? Niente, il treno, non ci faccia caso. Che cosa stava dicendo? Ecco, questo è il comunicato ufficiale firmato dalla padrona. Si porta a conoscenza di tutto il personale dipendente che in data odierna è stato abolito l'articolo 7 del regolamento interno. Pertanto, da oggi, tutti potranno contrarre matrimonio. L'articolo 7 è stato abolito! È abolito, ne è contenta, Rosa, no? Felice! Oh, mogliettina, cara. Avvertiamo la mamma. Signora, l'articolo 7 è stato abolito. Cosa? Soffoca la mamma. Oddio, la suocera. Oddio, poverino, la suocera. Oddio, soffoca. Signora? Bruno! Ma c'è un uomo nel suo letto. Ma che uomo, è mio marito! Buonasera, ragioniere. Suo marito? Bruno, l'articolo 7 è stato abolito. Abolito. Abolito! È stato abolito! Veramente! L'articolo 7 è stato abolito! Sì. Ma allora lo possiamo dire a tutti che siamo sposati. siamo- Bruno, tesoro. È stato abolito. Abbassa tutto, se no continuano a entrare clienti. Hai caldo? Beh, io sono di origine spagnola e allora... Togliti la giacchetta, così starai più fresco. Un po' di musica ci aiuta a lavorare. Contenta lei? Orlando, Sì, mi spogli? subito, signore.
Hai sete? Beh, sangue caliente, asciuga tutto. Torno subito, permesso. Mettici un po' d'anice. Anice? Cia cia cia. Cia cia cia. L'elisir! Sei leggera come una farfalla. Oh. Vieni, ti voglio, sei mia, anima mia, anima mia, fiamma passione. Voglia le venga domenica. Nelle mie vene scorre il suo bene, un mare in tempesta è il mio cuore, un deserto senza vita, la mia vita. Ti desidero e ti chiamo. Pace, tu dormi e io fissa te faccio. Amore, vieni, ti voglio, sei mia, anima mia, anima mia. Giorni d'amore vivrò, se insieme a te sarò. Amore mio. Domenica, mi chiamasti e vinni. Meravigliosa sei. Le tue forme mi fanno ribollire il sangue. Lascia che m'avvicini, che t'accarezzi, che ti stringa su questo petto villoso. Nuda te voglio vedere, per baciarti. Che succede? Io credevo che fosse domenica. Perché? Cosa crede? Che io di domenica mi faccia baciare dei siciliani? Fuori, sporcaccione! Errore ci fu, errore gravissimo. Fuori, zozzone! Errore ci fu, io mascolinissimo sono. Calogero, te l'avevo detto che veniva il cugino della parona e che mi dormivo in cucina. Ma che cucina e cugino? Gli uomini in camera tieni, donna Dì del un po', settengione ma sei. chi è questo scugnizzo? Sei il mio fidanzato. Non sono più il tuo fidanzato. Niente, io ti lascio e repudio. Sei una vera sgualdrina. Fare queste cose in una pensione onorata come la mia. Come si permette di trattare la mia fidanzata così? Ma lei è matto. Ma non ti mega avevi ripudiata? Sì, provvisoriamente, ma ora vieni via con me. Vado a vestirmi! Non c'è più bisogno, da oggi non esce più di casa. Ah, è lei che si è messa a lavorare oggi? Già, già. Forse Orlando si è impegnata alla sveglia? Ma è un ragazzo pure lui e ogni tanto bisogna lasciar correre. Franchina. Sì, caro. Ma l'ho detto, se non mi porti la colazione mi sento debole, Che non succeda mai più. Scusi tanto. Oh, guarda chi si vede, sempre lei è sempre lo stesso vizio, mano sulla spalla, all'improvviso. Paura? No, che paura. Sole, ho le spalle bruciate, vado al mare. Lei è in servizio? No. Meno male. Sono in privato.
Sto favorendo una persona. Quando si può fare del bene? Lei dovrebbe aiutarmi. Sempre a sua disposizione. Venga con me. Con lei? Solo 5 minuti. Non saranno come i 5 minuti dell'altra volta che diventarono 5 mesi senza condizionali. Ma che condizionali? Non mica per niente, ma in quest'ora si perde tempo, formalità, burocrazie, domande, risposte. Sai, io ho i miei affari. Io vengo con lei, ma come va a finire? Meglio o peggio, in un certo senso. Venga, ho il tassì lì fuori. Ce l'hai il tassì? Certo. Legga. Io sottoscritto Mario Valente. E lei? Beh, secondo i casi. Senza professione, senza fissa dimora. Permette, notaio? Prego. Avendo deciso di rientrare nei ranghi di una società onesta... Sì, signore. Dichiaro solennemente di impegnarmi a sposare Marisa Loreto entro 3 giorni dalla firma della presente. Ecco, qui non ho capito bene. Rileggo. Grazie. Dichiaro solennemente di impegnarmi a sposare Marisa Loreto entro 3 giorni dalla firma della presente. Dalla firma? Ma io non firmo. Non c'è più bisogno. Ragioniere, mostri il foglio al signore. Mario, caro, una volta tanto hai commesso una svista anche tu. Ma che svista? Ma che svista? Qui c'è l'inghippo. Questo pezzo di carta non vale niente. Signor maresciallo, non vale niente. Ammonisca quella donna per adescamento, estorsione e molestia. Calma, calma. Io sono calmissimo. Ascolti il resto. Posso continuare? Caro, non ti stancherai mica. Non vorrei farti soffrire con il tuo fegato. Non ti preoccupare, ho un fegato d'acciaio. Dunque, Dica. io sottoscritto Mario Valente, eccetera, Eccetera. Confesso inoltre alcune iniziative personali. E beh? Truffa ai danni della società Tersicore. Truffa ai danni della compagnia di riviste Valvestar. Capirei. Circonvinzione di incapace ai danni della contessa di Valle Cupa. Sanno tutto. Valle Cupa? Valle Cupa. Ma tanti ricordi non ti commuovono. Signor commissario, qui hanno estorto la firma falsa. Articolo, aspetti, 758 del codice penale con l'aggravante della buona fede. Cara Marisa mia bella, io ti denuncio. Andremo in prigione insieme. E va bene. Scegli me o Regina Celi? Ricattatrice! Oh, com'è bellina! Guarda che incontro del terzo piano! Per un bel matrimonio! Viva gli sposi! Viva gli sposi! Auguri! Al ladro! Al ladro! Attenzione! Fermi! Fate finta di essere sposati? Sorridete? Fermi! Elsa, non mi fare con la faccia da funerale, un po' di vita. Mi fanno male le scarpe. Toglile, tanto non si vede. Uffa, io cambio mestiere. Coraggio, ripetiamo. Sono proprio stufa di fare la modella per dischi. Bravi ragazzi, ecco, pensate alla luna di miele, ancora di più, viva gli sposi! Ruffiano! Oh, ma sei impazzito? Che hai fatto, disgraziata? Ma è tutta una finta, Disgraziato sei tu, ma che vuoi? Fermi ragazzi, che cosa fate? Faccio vedere io, State tieni! buoni, Prendi buoni! questo, tieni! E smettetela su, vi fate male! Dobbiamo fare le fotografie, lasciaci lavorare! Lasciatemi! Te la do io una lezione! Tu vieni con me! Ah, ma quello è il fidanzato vero, vedi? Ah, ma è un bravi, così? Ancora ottimo per la copertina di Amore e Furore, di più? Vieni, Giovannino! Elsa, ma io ho già moglie e 5 figli! Mario, ma che strada è questa? Adesso vedrai. Ma che cosa vuoi fare? Niente. Mario, ascolta. Aspetta. Mario. Sì, Mario. Sentimi, ascoltami, Mario. Io ho preso l'iniziativa per il tuo bene. E la chiami iniziativa? Ma dove mi hai portato? In nessun posto, te ne puoi anche andare, grazie del passaggio. T'hanno arrestato un'altra volta. Non ancora. Senti, superiore, io ho fatto i conti e mi conviene. Ti do lo schiaffo e prendo i 18 mesi. No, lo schiaffo tolgo io! Non ne posso più con te! Vattene! Abbiamo convolato! Auguri e figli maschi! Marisa? Vattene via! Marisa? Non mi cercare più! Marisa? Lasciami in Ti pace devo per parlare. tutto il resto della È mia una vita! cosa importante, Ma guarda. scanzone! Voglio spiegare
io ti ho sempre voluto bene! Prendi questo mazzo, te lo faccio mangiare tutto! A chi? Falso! Ma che sei matto, sei? Anima mia, giorni d'amore vivrò se insieme a te sarò. Amore mio, desidero te per baciarti tanto tanto, per amarti notte e giorno, desidero te. Amore sei tu, che dai vita alla mia vita.